Una 3 giorni di spettacolo, di musica il venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 nell'area del Palamongada si svolgerà un evento dal tema Enjoy the Village. L'organizzatore è Lillo Criscimanna. Perché questo evento e come si svolgerà? Questo evento l'abbiamo voluto fortemente noi dell'Enjoy, che è una realtà già a Porto Empedocle, per dare qualcosa a questa nostra terra che manca di questi eventi grossi, e soprattutto in questa provincia, anche Caltanissetta, Trapani. Abbiamo cercato di dare qualcosa in questi 3 giorni, ovviamente privato perché non è patrocinato, cercando con le nostre forze di portare degli artisti di fama nazionale e non solo all'interno di una manifestazione che alla fine è un villaggio. Infatti Enjoy the Village semplicemente è Goditi Villaggio, dove all'interno, oltre ai nostri artisti di fama nazionale come Roy Pagia Retusca, come 99 Posse, i Sud Sound System, sono delle grosse realtà nel panorama musicale italiano, e altri gruppi. Abbiamo dato spazio anche a delle band tra le migliori in Sicilia, i Percussionici, la Piccola Orchestra Mararazza, i Ciao Dai, il Bello e Bulle Grattino, i Camurrier sono la band che ci rappresenta di più in Sicilia di Porto Empedocle, non vorrei dimenticare nessuno, gli Sciacalab stessi, e quindi abbiamo cercato di mettere tutto insieme in un mini festival all'interno di questo contenitore che vuole essere veramente un 3 giorni esclusivo per la nostra provincia. L'evento, come avete detto lei, si svolge nei 25, 26 e 27 settembre, apriamo alle 17, non ci sarà mai un momento morto. Ci sono i surf trib di Saglione che faranno delle figure con gli skate, con le rampe, c'è il villaggio dei bambini. Adesso io ne approfitto per chiedere a tutti gli istituti: noi da lunedì saremo presenti in tutti gli istituti scolastici per venire a promuovere quello che è questo evento per i bambini anche, quindi diamo la possibilità ai genitori di consegnarci i loro bambini a personale qualificato soprattutto, dove si prenderà cura dei propri bambini all'interno di questa manifestazione. Quindi giochi, c'è un cinema apposta per i bambini, quindi possono vedere tutti i cartoon, si possono divertire, saranno sempre controllati. All'interno di questo evento ci sarà anche la fiera, avremo più di 12 stand dove si potrà mangiare, si potrà bere, quindi è vero un proprio villaggio. A noi piace chiamarlo villaggio, e soprattutto faremo divertire la gente. Saranno catapultati dentro un villaggio vero e proprio, sempre privato, presso il Palamongada di Porto Empedocle, la zona Caos. Tutta l'area esterna occuperemo, e lo dico, ma giusto per scaramanzia, se dovesse piovere la manifestazione è garantita all'interno. Questo ci tengo a dirlo perché ci sarà una biglietteria, siamo su tutti i circuiti nazionali Ticket One e Ticchettando, siamo a Box Office di Agrigento e Piazzale Rosselle, e tutte le prevendite di spazi per la provincia. Quindi questo era importante dirlo perché noi comunque l'evento lo garantiamo. Noi vi aspettiamo perché è un evento dove stiamo facendo soprattutto dei sacrifici sia economici che come fisici, perché ci stiamo ammazzando per cercare organizzativi, per cercare di portare questo che vuole essere un evento esclusivo per Porto Empedocle e la provincia di Agrigento e non solo, per poi ripetersi sempre negli anni. Quindi io vi ringrazio e vi aspetto numerosi.